L'hanno strangolata, chiusa in una trolley e portata prima a Lecco. Volevano disfarsi del corpo buttandola nel lago, ma erano disturbati da troppi testimoni e allora si sono ricordati della tranquillità del Lido di Venezia, dove erano stati in vacanza, e infatti nessuno li ha visti buttare in laguna la loro coinquilina nuda per evitare il riconoscimento del corpo. C'è però una telecamera che li immortala nel piazzale Santa Maria Elisabetta, mentre trasportano con fatica la valigia il 27 gennaio alle 20:15 e ripartono alle 23. Questo è il modus operandi ricostruito dalla squadra mobile di Venezia e di Milano sulla tragica fine di Mahtab Ahad Savoy, 30 anni, iraniana, stilista di moda e studentessa dell'Istituto Breda di Milano, per mano di una coppia di indiani. Si tratta di una cameriera di 30 anni, Kaur Gagandep, e un portiere d'albergo di 28, Singh Reshevar. Dividevano tutti e tre da 2 mesi una sola stanza. Per la polizia è omicidio aggravato per futili motivi, per la coppia è un incidente, una serata finita male dopo aver bevuto troppo whisky. Gli investigatori non credono alla versione della coppia, che si è data troppo da fare, dicono, per nascondere il corpo soltanto per non dover rendere conto di un incidente. I 2 indiani, entrambi incensurati, avrebbero commesso alcuni errori, non hanno tenuto conto che la laguna è un acquitrino e non il mare e restituisce sempre i corpi che vi cadono. Non hanno previsto che avrebbero potuto essere ripresi dalle telecamere e nemmeno che il taxista che li ha riportati a Milano martedì, perché non c'erano treni utili per consentire loro di arrivare puntuali al lavoro, li avrebbe riconosciuti. Non c'è la prova regina, ma indizi inoppugnabili, e ora sono in corso gli interrogatori a Milano. Il movente più probabile è quello sessuale. I moventi sono in corso di definizione. Dal contesto vittimologico è emerso che, condividendo la stessa camera con i 2 indiani, c'erano state anche delle avance praticamente da parte dell'uomo, tanto che infatti la donna iraniana aveva deciso quel lunedì già di traslocare e